Leadership diffusa. Nel corso dei congressi territoriali, un nostro dirigente e caro amico, Paolo Lubiato, ha utilizzato una bellissima espressione che faccio mia. Per fotografare il nostro essere sindacato, siamo un sindacato di parola e non di parole. In questo trovo un'efficace sintesi della relazione che abbiamo sempre tenuto con i nostri associati e con i lavoratori. Non abbiamo mai promesso ciò che sapevamo non poteva essere ottenuto. Ci siamo dati obiettivi raggiungibili nei diversi contesti, condividendo con i lavoratori l'analisi dei problemi, le possibili soluzioni e i percorsi da intraprendere. Non ci siamo mai sottratti nella difficoltà e ci abbiamo sempre messo la faccia. Siamo sempre stati vicini in ogni circostanza alla nostra gente, anche quando sapevamo che non potevamo dar loro delle risposte. Ricordo ancora con sofferenza le richieste di aiuto che ci venivano dal personale della sanità nei primi mesi del 2020, nel momento dello scoppio dell'epidemia. I dispositivi di protezione non erano sufficienti e si era ricorsi a soluzioni di fortuna, in alcuni casi addirittura utilizzando sacchetti di plastica per coprirsi ed evitare per sé e per gli altri la diffusione del contagio. E rivivo ancora quel senso di impotenza e quel disagio che tutti provavamo, impossibilitati a trovare soluzioni, poiché soluzioni non ce n'erano. Purtroppo, come in questo caso, le risposte che vorremmo non sempre sono nella nostra disponibilità, ma gli impegni che ci siamo assunti sono stati mantenuti e i nostri iscritti ci riconoscono serietà, impegno, dedizione e coerenza. Ed è questo che ci rende forti e credibili. Oggi contiamo oltre 25.000 iscritti. Siamo il primo sindacato nel pubblico impiego in Veneto e vogliamo confermare e irrobustire ancora di più questo primato.